Noi dobbiamo essere prima di tutto leali, fedeli no, perché fedeli sono i cani. Se qualcuno pensa che noi dobbiamo essere fedeli ed ascoltare a testa bassa i diktat degli altri, ha sbagliato interlocutore. L'ordine del giorno a Castelfranco Veneto è la presentazione della lista di Fratelli d'Italia alle elezioni provinciali, ma il messaggio è del tutto evidente, va oltre la partita per il Sant'Artemio, dove peraltro il centrodestra corre diviso. Lealtà, non fedeltà, ripete più volte il numero uno dei meloniani in Veneto, Luca De Carlo. Anche la scelta di Castelfranco non è del tutto casuale. Noi siamo leali, lo siamo sempre stati, a dimostrazione, lo siamo anche in questa città meravigliosa. Amministrata per uno strano gioco del destino dallo stesso Presidente della provincia che oggi andremo a supportare anche con queste elezioni. Siamo presenti in Consiglio, siamo determinanti, a volte ci se lo dimentica, in Consiglio Comunale, perché la presenza o meno di Fratelli d'Italia fa la differenza tra lo stare in piedi e andare a casa. Castelfranco Veneto, dove per la cronaca nel 2025, forse primi mesi del 2026, si vota per il rinnovo del municipio. Siamo convinti che anche per vincere Castelfranco, rivincere Castelfranco, si debba correre sempre tutti uniti, anche quando qualcun altro invece si ricorda di correre uniti quando Prodomo sua e se ne dimentica quando invece dovrebbe essere di qualcun altro, quindi credo che ci sarà il tempo per decidere, per capire chi è il miglior candidato possibile da schierare anche a Castelfranco. Preservare l'unità del centrodestra è l'intento, ma quella di De Carlo non sembra certo una cambiale in bianco per gli alleati. Intanto per le provinciali si corre da soli, più che una prova muscolare si tratterebbe di un test. Sarà davvero così? Siccome io non sono un maligno, credo che piuttosto sia un esempio di come la provincia di Treviso sia sempre stata avanguardista rispetto a tanti temi, per cui sapendo che probabilmente in un prossimo futuro si tornerà all'elezione elettiva diretta e tutti i partiti presenteranno una propria lista, i nostri alleati hanno scelto di farci allenare presentando una lista ciascun partito. I vostri alleati vi vogliono tonici. I nostri alleati sanno che noi siamo molto tonici e farebbero bene ad allenarsi anche loro.